240 minuti dal termine del campionato e prima controquarto e miglior attacco contro miglior difesa. Amici di Sportisili, benvenuti al Centro Sportivo Panormus. Un saluto da Nicolò Cilluffo. Questa è Academy Panormus Villabate, 20ª giornata del girone B del campionato Under 16 provinciale. Il 10 del Villabate, Mezzala a disposizione di Milazzo. Botta secca da parte di Madonia, pallone sul fondo. Battuta, direzione primo palo, stacco aereo, colpo di testa e gol del vantaggio dell'Academy Panormus con Ciulla alla prima di fatto palla gol. Il 10 ha staccato di testa e ha battuto Faraone, cambia il punteggio, 1-0. Si impegna qui ed è bravissimo Chinnici a recuperare il pallone con il destro. Chinnici, risposta centrale di Faraone. Riempono l'area i calciatori di Lo Giudice. Seconda palla, può calciare Salerno, ce l'ha sul sinistro. Academy Panormus 2, Villabate 0. Salerno al minuto 24, il raddoppio della squadra di Totò Lo Giudice. Va ad abbracciare la sua panchina Salerno. Fischia adesso l'arbitro. Alla fine finta di Madonia, D'Amico col sinistro. Marchese si distende. La squadra in maglia rossa si combatte all'interno dell'area piccola. Poi soluzione dalla distanza, il palo. Mattaliano, tiro quasi della disperazione del capitano. Poi D'Amico, non lo riescono a tenere. D'Amico! Academy Panormus 3, Villabate 0. La firma di D'Amico in pieno recupero. Era nell'aria il gol di D'Amico. 1-2. Va il capitano a sventagliare sul secondo palo per Fontana che stacca di testa. Marchese dice di no al 7. Il Villabate con Fontana che ha spazio per far male, rientra sul sinistro. Fontana lo libera ed è bravo Marchese a controllare il pallone. Dava la sensazione che potesse infilarsi anche alle spalle. 57esimo, si stacca D'Amico. Sardina finta il passaggio, poi ci ripensa. Poi va D'Amico con il sinistro sul secondo palo. Non arriva al tapin vincente. Mattaliano si propone in stretta, allontana con i guantoni. Tutti e tre i gol nella prima frazione di gioco con le firme di Ciulla, Salerno e D'Amico. Due di questi sono già usciti. Attenzione al colpo di testa, il pallone rimane lì. È entrato, secondo il direttore di gara, lo stacco aereo di Giuseppe Fontana. Riapre la partita per questi ultimi 7 minuti circa da vivere. Non è perfetto però il suo tocco e quindi il pallone ce l'ha sempre il Villabate in questi ultimi minuti di partita. Bucafosca con il sinistro, scucchiaia per Martinez, l'ha riaperta il Villabate, ma che gol ha fatto Martinez, palla col contagiri di Bucafosca. È 3-2 e ultimi minuti di fuoco al Centro Sportivo Panormus. Il recupero, il direttore di gara, attenzione al cross del Villabate, di testa Fontana non arriva, ma che brivido per l'Academy Panormus. Altro calcio d'angolo, non è finito l'assedio del Villabate. Mamma mia, sale anche Mistretta, tutti dentro, è l'ultima palla della partita. All'86esimo Sardina tocca morbido, allontana in qualche modo la difesa della Panormus, poi Bucafosca non riesce a calciare, Pizzo combatte, triplice fischio, l'Academy Panormus batte col brivido il Villabate 3-2.